Siamo qui questa sera a Torre Papponi in compagnia di questo bravissimo musicista che suona l'arpa, Ewan Jones. Buonasera Ewan. Buonasera. Vorremmo chiedere a Ewan quando ha cominciato a suonare questo strumento e perché. When did you start to play the harp and why? Many years ago, I started 35 or more years ago when I was in school in Galles in Wales. We were very lucky. The schools had little harps and it was generally very normal to play the harp. Quindi John ha cominciato 35 anni fa perché è stato anche molto fortunato, ha detto che nelle sue scuole quando andava da bambino c'erano questi strumenti e quindi ha cominciato a suonare l'arpa tantissimi anni fa. Which kind of music do you prefer to play? I like most music, but it must have the soul. It's very important. If it's from Baroque or from classic or it's from modern, it must have a message. So then music is, for me, is one language. Quindi lui ama qualsiasi tipo di musica, è un linguaggio per lui, però qualsiasi tipo di musica deve avere un'anima, deve trasmettere qualcosa. What do you think about this area? You are here tonight in this lovely village in Liguria, and what is your feeling? I have a feeling of great compassion, warmth and friends, great friends. Already I was staying here only 1 week. I wish it was much more. For me Liguria is very beautiful, very beautiful. Quindi per John la Liguria è molto bella e questa sera è stato contento perché ha sentito questa atmosfera familiare in questo luogo bello e lui ama la Liguria. Do you want to say anything to us tonight? Something special about music, a message that the music can say to the people in this period of, I would say, very particular because of, you know, the terrorism and all these kind of things. What do you think that music can send a message? Maybe music could help the differences we have in society, in the world, in the different traditions. Maybe music can unite these and dissolve these problems. I'm sure if they would try, just only listen, and you know, it might help. Quindi John pensa che la musica è un messaggio per tutti noi, è un modo di essere uniti. Se tutti noi ascoltassimo la musica, forse ci darebbe questa unione forte. Okay, so we thank you for the lovely music you play tonight, different type of kind of music, and I hope you enjoyed staying with us, and I hope you will come back. It was a great pleasure, thank you. Thank you. Okay, ho ringraziato John per questa sera e ha detto che per lui è stato un piacere essere qui con noi e suonare in questo bellissimo luogo. Ok, buona serata a tutti e grazie ancora. Grazie. Schubert did not write for the harp. Schubert non ha scritto per l'arpa specificamente. But for 30 years I have taken repertoire from other instruments for the harp. Ma sono 30 anni che lui prende pezzi di Schubert e li trasferisce, scritti per altri strumenti, e trasferisce sull'arpa. And this year I made the first ever complete Schubert CD on the harp. E quest'anno ha fatto il primo CD completo di Schubert per arpa. So this is one impromptu. E questo è un impromptu.
Many years ago I did another recording of piano music, basically. Tanti anni fa ho registrato altra musica per pianoforte By Liszt. di Liszt. And Liszt is one of my favorite writers. È uno dei suoi compositori preferiti. And this is a very, very famous piece by Liszt called Liebestraum number 3. E questo è Liebestraum numero 3, uno dei pezzi molto famosi di Liszt.
I'm trying to play some more or less well-known music. Sta cercando di suonare pezzi che sono abbastanza conosciuti. Because the repertoire for the harp is more or less very obscure. Perché normalmente i pezzi scritti per arpa non sono tanto conosciuti dal pubblico. Of course. Can I say one word about the pedals? Yes, sure. So aggiungo una cosa io che non so se avete notato nell'ultimo brano, i piedi lavoravano quanto le mani. Ogni pedale è attaccata a tipo tutti i do, tutti i re, perciò sono 7 pedali, ogni corda fa 3 note diverse. Perciò sta continuamente cambiando la tonalità delle corde mentre usa i piedi. In quel pezzo i piedi stavano andando a tutta velocità, perciò ho pensato di spiegare un attimo. And this is the problem with piano music. E questo è il problema della musica per pianoforte, perché non prende, perché il pianoforte tutte le note sono lì, invece lui deve crearle con i pedali, perché non tutte le note sono lì. Okay, so Sorry per l'interruzione. we did classical, now we're going to 20th century. Adesso ci spostiamo nella musica del XX secolo. Debussy, Debussy, Claire de Lune. Claire de Lune. But we have to be very quiet. Di stare tranquilli.
Finally, I'm going to play something very different. Adesso per chiudere suonerò qualcosa di molto diverso. This is an arrangement I made on a tango by Piazzolla. Questo è un suo arrangiamento di un tango di Piazzolla. Prossima volta. Un altro anno. Deve esercitarsi. Un altro anno. Okay, it's another piano piece. Un altro pezzo per pianoforte. Rubinstein. Rubinstein. Melody in F. Melodia in Fa.
ci proverà, non so se la ricorda, ma ci prova. Thank you.